Buon Pro Siciliano Live, pronti per un altro appuntamento. Buongiorno, bentrovati degli Ana Chiavetta. Preparatevi un cracker accanto, un grissino, qualcosa, perché lo so, è mezzogiorno, ma è già tempo di sorseggiare qualcosa di buonissimo. Che cosa? Birra siciliana. Allora diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Sapete quando si dice prendere due piccioni con una fava? Qui noi prendiamo tre ospiti con un collegamento, perché ce ne andiamo immediatamente a Castellammare del Golfo, esattamente all'interno del laboratorio del birrificio Crimisos, dove ci attendono Vincenzo Altese, Gianvito Fazzino e Giovanni Asaro. Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben Benvenuti. arrivati. Grazie. In questo caso siamo noi ad entrare nel vostro laboratorio. Già, per questo vi diamo il benvenuto, diamo il benvenuto anche a tutti gli amici che ci seguono sui canali, sui vostri canali e sui nostri. Che poi qua potrebbe essere, mentre studiavo un po' la storia del birrificio, mi veniva in mente, la sapete quella barzelletta che ci fanno un avvocato, un dentista e un odontotecnico insieme in un birrificio? Noi lo sappiamo. Che cosa fanno? E che fanno? Hanno trasformato la loro passione, il loro hobby, l'hanno trasformato in qualcosa di più serio, di più strutturato, ma continuano a divertirsi e a fare divertire quelli che gustano le nostre birre. Ora, battute a parte, questa è veramente la storia. Vincenzo è veramente un avvocato, Gianvito il dentista, Giovanni l'odontotecnico della barzelletta, che non è una barzelletta ma è la realtà. Siete tre amici prima di tutto questo, no? Sì, certo. Infatti abbiamo cominciato con un'attività casalinga di produzione di birra, diciamo per hobby, e questo hobby lo condividevamo, quindi lo coltivavamo. Chi è stato insieme. il primo? C'è una diatriba, però insomma posso dire che sono stato io. Qui ci fai litigare allora a questo punto. No, immaginavo, volevo mettere subito un po' di pepe, speziarla un po' questa birra. In ogni caso comunque è da molti anni che produciamo birra per hobby a casa nostra, clandestinamente. Ma la producevate solo per voi tre? Poi le rispettive mogli hanno deciso di buttarci fuori di casa e siamo passati alle campagne e insomma quindi poi avviare un birrificio è stata quasi una necessità perché dovevamo trovare un luogo dove poter fare la birra, ecco. A me questa storia delle origini mi fa impazzire, ma in casa che cosa avete, cioè la prima volta, il primo esperimento, cosa avete fatto? Avete provato a fare 1 litro di birra o avete iniziato subito con quantità più importanti? Avete poi destinato stanze di un appartamento? Cioè, come avete fatto? No, la cosa bella di questo hobby è che tu lo puoi praticare inizialmente in maniera molto semplice, quindi esistono dei kit che si trovano facilmente su internet dove tu praticamente devi solamente aggiungere l'acqua e il lievito a un composto che già è quasi completamente pronto e in maniera quindi semplice e immediata puoi realizzare la tua prima birra a casa. Naturalmente questo è il primo step di chi fa per hobby birra, perché poi puoi personalizzarla e diciamo avviare un processo produttivo sempre più complesso in base a quelle che sono le tue esigenze, le tue necessità e anche la passione. Diciamo che chi comincia poi ha, come dire, quella voglia di andare sempre avanti e quindi insomma è un hobby sicuramente molto bello, molto bello. E voi l'avete coltivato insieme, poi però le esigenze di ingrandirsi sono state, come dicevamo, una necessità e qui sarebbe carino intervistare pure le mogli, però vi graziamo per questa volta e passiamo direttamente al presente. Meglio evitare questa cosa. Beh, tu devi pensare, ti racconto un piccolo aneddoto. Una delle ultime volte che io ho fatto la birra a casa, dovevo andare a cena poi dai suoceri, quindi i miei mi avevano lasciato libera completamente la cucina, quella volta l'ho fatta proprio a casa. L'ultimo step, cioè proprio il travaso dal pentolone al fermentatore, che ho Già ho fatto paura. era maldestra, ecco, vedo che hai capito.
e metà mi è finito a terra, quindi con i minuti contati per la cena con i suoceri. Quindi immaginati tu la confusione e poi, come ha detto Gianvito, a quel punto la necessità di uscire da casa. Quindi adesso dovevi... Per farci perdonare abbiamo messo nelle prime 3 birre il nome dei nostri familiari, quindi... Come si chiamano? Allora, Bruna e mia moglie, birra Bruna. Poi c'è Vittoria che è sua Vabbè, figlia. però scusami, ti è venuto pure facile, perché diciamo di birre brune nel mondo ce ne sono tante. Questo sì. C'è Bruna, Vittoria e Chiara. Vittoria sua figlia, Chiara sua figlia. E Vittoria? Vittoria avrebbe dovuto chiamarsi Rossa o qualche cosa del genere. Oramai è la fatta, Hai ragione. Però anche lì c'è stato poi un piccolo contrattempo, perché le altre mogli o i figli che non sono stati premiati da questo riconoscimento lì hanno storto un po' il naso, ma insomma abbiamo salvato. Vabbè, c'è tempo per allargare la produzione. Ah sì, questo sì, assolutamente. Siamo arrivati adesso a 6 etichette, però poi alla fine abbiamo abbandonato questo metodo di attribuire i nomi familiari, siamo passati ad un altro metodo, ma magari poi quando ti spieghiamo le birre poi facciamo un passaggio su questo. Guidatemi voi, da dove vogliamo partire? Proprio dal bacino del fiume San Bartolomeo o vogliamo partire dalle birre? Io vi seguo. Ma sei preparatissima. Allora partiamo lì da dove hai detto tu. Il nome del birrificio, Crimisos, è il nome mitologico proprio di quella parte del fiume San Bartolomeo dove ci sono le acque sulfuree, e quindi è tutta legata, c'è una grande mitologia legata al fiume Crimisos e agli eventi storici e mitologici che l'hanno visto come teatro. Scorre a poche centinaia di metri da Castellammare, e allora abbiamo voluto come abbracciare la nostra iniziativa da un lato con il nome Crimisos, e quindi da un lato il fiume San Bartolomeo, e poi dall'altro lato, andando verso le riserve dello Zingaro, invece abbiamo dedicato il nostro marchio a Torre Bennistra, che è la torre che domina il borgo di Scopello, quindi l'abbiamo stilizzata e ci siamo così, abbiamo chiuso all'interno di questo territorio magico per noi che lo viviamo e che abbiamo le nostre radici qua. Abbiamo racchiuso questo nostro piccolo figlio, perché questo birrificio è come un altro figliolo. E proprio allo Zingaro, poi tornando ai nomi, proprio allo Zingaro abbiamo dedicato una birra. Infatti la nostra birra IPA, la nostra birra di frumento, eccola qua. La nostra birra IPA è quindi una birra molto profumata, una birra che richiama lo Zingaro, che richiama la riserva dello Zingaro. Abbiamo fatto questo omaggio. Mi permetto di inserirmi soltanto per dire una cosa. Noi abbiamo iniziato immediatamente con i nomi, con la storia, ma qui la cosa che vogliamo sottolineare, anche perché in tanti avranno già visto andando a visitare il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com le vostre birre, ma quello che dobbiamo sottolineare importantissimo, che qui il legame con il territorio non è legato soltanto al fatto di dove si trova il birrificio, di chi l'ha messo su, appunto di chi ha deciso di mettere su questa bellissima impresa, ma i prodotti che utilizzate per fare le vostre birre. Tu hai nominato il frumento, ma diciamo sono tantissimi quegli ingredienti che fanno parte veramente della storia del territorio. Assolutamente sì, tant'è che le nostre birre le abbiamo personalizzate con dei prodotti tipici del nostro territorio, ma per una nostra, come dire, volontà ben precisa abbiamo deciso di affidarci a dei piccoli artigiani locali. Ad esempio la nostra birra con miele di ferula chiara la realizziamo utilizzando un miele di una piccola azienda di Alcamo, che comunque produce un miele veramente di altissima qualità, mancando, diciamo, lo svantaggio di quello che è una produzione industriale, ecco. Per quanto riguarda ad esempio Vittoria, ci appoggiamo
al caramellificio artigianale Terranova di Palermo, molto famoso, per il loro sciroppo di carrubbe. E per quanto riguarda la nostra birra di frumento, utilizziamo una tumminia prodotta a pochi metri da qui praticamente, un piccolo agricoltore di Castellammare. Insomma, ciascuna per quanto riguarda anche quella al melograno, la melograin, il succo di melagrana ci viene fornita da un'altra piccola azienda. Comunque prodotti di grande qualità, prodotte da aziende che sono gestite in maniera familiare, con grande passione. E questo lo consideriamo un po' una cosa che accomuna queste aziende con la nostra, ecco. A noi interessa. Ma come fate di volta in volta a scegliere gli ingredienti, quali note utilizzare per caratterizzare una nuova birra? Ma diciamo che alla base di tutto c'è naturalmente la conoscenza degli stili birrai, quindi comunque ci vuole una minima, una certa preparazione teorica, quindi conoscere quali sono gli stili birrai che non abbiamo certo inventati noi, insomma, e quindi andiamo a documentarci, a capire le ricette, a analizzarle, e poi diciamo queste ricette, questi stili codificati, insomma, e conosciuti ormai praticamente da tanti anni, aggiungiamo qualcosa che noi riteniamo che possa naturalmente abbinarsi bene con lo stile in questione e che comunque debba dare una caratteristica, un'impronta di quello che siamo noi e del territorio in cui viviamo. Diciamo che questa è un po' tutta la filosofia del nostro birrificio. Ecco. Probabilmente tutti i siciliani che hanno un appezzamento di terreno, o molti siciliani che hanno un appezzamento di terreno, hanno un carrubo oppure hanno un albero di melagrana. Noi siamo cresciuti con questa immagine, abbiamo visto questi alberi che fanno parte fare parte proprio della nostra vita. E quindi quando abbiamo deciso di impreziosire, abbiamo lasciato libero sfogo alla nostra creatività, è stato automatico poi ci siamo trovati subito d'accordo sulle essenze autoctone da inserire nelle nostre ricette. Sta suscitando tanta curiosità questa intervista di quest'oggi, e per esempio leggo un messaggio di Luca che dice: un consiglio ai giovani, a chi vuole intraprendere un lavoro e diventare come voi. Beh, allora se si rivolge ai giovani non si rivolge a noi. No, è il consiglio ai giovani. Posso prendere il nostro posto. Esatto, per qualche anno, sì. No, sicuramente, ecco, partire da una passione, dal desiderio di fare qualcosa di buono, secondo me è una strada che porta ad avere successo. Ecco. Sappiamo che la Sicilia è un territorio in cui c'è molta difficoltà ad emergere, ad avere successo economico. Però noi siamo comunque convinti che mettendoci impegno, mettendoci passione e dedizione ci sia insomma la possibilità di fare qualcosa di importante. Ecco, sì, i giovani secondo me dovrebbero puntare molto su quello che è le caratteristiche del nostro territorio, perché ormai insomma al giorno d'oggi la cosa importante è distinguersi per qualcosa. La Sicilia si distingue in positivo per tante cose, ed è proprio da queste cose che dobbiamo avere la base per le nostre future idee. Ecco. Ma ci potete portare un po' a passeggio per il birrificio? Si può fare? Possiamo staccare la telecamera dal suo piedistallo, dal suo treppiedi? Si può fare un'incursione? Sì, certo, ecco. È un grande piacere che vi presentiamo. Ecco, questo è un micro birrificio, quindi non parliamo di locali molto grandi. Se vuoi mi puoi fare vedere anche un po' più da vicino le bottiglie, che poco fa le vedevo a distanza prima di fare il giro. Eccole qua, così vediamo anche tutte le immagini di cui parlavamo poco fa, vediamo Crimisos appunto scritto lassù e poi i vari nomi delle birre, eccole qua, molto belle, molto colorate. Queste sono le nostre 6 birre, come dicevamo oggi stiamo imbottigliando, quindi oggi imbottigliamo Zingara,
abbiamo messo le capsule che ancora devono essere queste qui riscaldate per poi diventare così. Abbiamo allestito oggi un piccolo banchetto per l'imbottigliamento. Questa è la tappatrice, questa è la riempitrice, e poi qui passiamo alla sala cottura, la cosiddetta sala cottura, che è la zona nella quale appunto viene prodotto il mosto, che poi grazie ai lieviti diventerà birra. Il nostro è un impianto da 500 litri, quindi questi 3 pentoloni, insomma, detto in maniera molto breve, servono per la produzione del mosto attraverso, insomma, il passaggio a varie tappe di temperatura del cereale, che in linea principale è il malto d'orzo, che poi in quel pentolone lì viene luppolato, quindi viene aggiunto il luppolo in bollitura per dare l'amaro, per dare anche certi aromi particolari alle nostre birre. Successivamente alla produzione del mosto si passa alla fermentazione. La fermentazione che avviene in questi tini che sono dei tini troncoconici in acciaio inox, nei quali viene, così come si dice, inoculato il lievito al mosto. Il lievito farà il suo lavoro, produrrà la birra grazie alla fermentazione delle sostanze zuccherine presenti nel mosto. E la fermentazione avviene a temperatura controllata, perché ci sono delle varie tappe di temperatura ben precise. Durante la fase di fermentazione, insomma, a seconda dei lieviti, insomma, si predilige una certa temperatura, poi insomma c'è una fase di maturazione in cui è richiesto un abbassamento della temperatura, e insomma nel giro di circa 5-6 settimane il prodotto poi diventa pronto per essere imbottigliato, e quindi da qui passa a quest'altro tino che si vede, ecco questo qui, sì, il cosiddetto tino di priming, dove viene aggiunta una piccola quantità di zucchero per fare la produzione della classica schiuma della birra all'interno della bottiglia. Fatto ciò, si fa quello che stiamo facendo oggi: si riempiono le bottiglie, si tappano e si lasciano maturare per un po'. Si mettono nei cartoni. Ecco, questa è la zona in cui noi mettiamo... ci si dedica al packaging, all'impacchettamento. Il packaging, sì, e poi un po' di maturazione all'interno di un locale a temperatura controllata. Dopodiché sì, diciamo che sì, si beve, noi speriamo anche di venderla, oltre a berla. Ah, perché voi continuate a berne tanta, bravi. Ma a proposito, voglio chiedervi di sdoganare un falso mito. La birra non si beve soltanto con le patatine accanto per l'aperitivo o con la pizza. La birra è fantastica anche per accompagnare pasti, cene importanti. Assolutamente sì. Esempio? Soprattutto un certo tipo di birra. Infatti la parola birra, diciamo, racchiude tante birre. Si dice che la birra sia più facilmente abbinabile ai cibi rispetto al vino, perché essendoci tanti stili birrai molto diversi fra loro, si riesce sempre a trovare una birra che si abbina bene a un determinato cibo, che sia esso dolce, salato, speziato, che sia pesce, carne. Si trova sempre una birra adeguata a qualcosa che stiamo mangiando. Quindi la parola birra da sola indica poco, c'è la birra giusta per il cibo giusto, ecco. E poi guarda che la birra, oltre a essere un alimento, è anche un condimento. Birra bruna, per esempio, che è la birra affumicata, scura, al peperoncino, quindi una birra piccante, viene utilizzata anche come condimento. Allora, per esempio, Sì? lasciare macerare un bel pezzo di carne nella birra prima di metterlo sulla brace è un altro modo per utilizzare questa birra artigianale. Mi stai facendo pensare a un goulash fatto anche con la birra in cottura. Certo, assolutamente sì. Birra bruna è anche l'ingrediente che abbiamo utilizzato per fare delle gelatine, Sì. quindi una birra da spalmare possiamo considerarla. E non è tutto, l'abbiamo utilizzata anche per fare delle praline di cioccolato. Esistono delle ricette, quindi ormai l'abbinamento dolce, piccante, cioccolato, peperoncino non lo scopriamo certo noi.
ma con le birre artigianali, che sono per definizione molto corpose, sono birre che si bevono, si masticano, e quindi utilizzati come ingredienti di altre preparazioni, vanno benissimo lo stesso. Ecco, un'altra visione della birra. Dobbiamo scoprirle. Vi ricordo che su www.iocomprosiciliano, sul marketplace, il più grande marketplace del Made in Sicily, potete trovare appunto i prodotti del birrificio Crimisos. Non abbiamo citato questo acronimo ASPHALT, che è bellissimo. ASPHALT Beer è bellissimo perché prende le iniziali dei vostri cognomi e racchiude, no, tutta la vostra passione e quanto di voi avete messo in questa bellissima avventura che oggi abbiamo condiviso con il nostro pubblico di Io Compro Siciliano Live. Quindi vi ringrazio Vincenzo, Gianvito e Giovanni per essere stati con noi. Bevete siciliano, possiamo concludere così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, allora noi vi salutiamo, brindiamo alla vostra salute, vi ringraziamo, salutiamo anche tutti quelli che ci hanno seguito, e diamo appuntamento a tutti sul market di Io Compro Siciliano. Allora. Poi me lo passate un calice, per favore. È difficile, no? Grazie. Di rivederci. A presto. In altre circostanze. Grazie al birrificio Crimisos che è stato con noi quest'oggi, meglio noi siamo stati all'interno del birrificio, come sempre un'altra bellissima esperienza che abbiamo fatto insieme qui su Compro Siciliano Live. Noi ci rivediamo domani, ciao!